La musica è la migliore medicina dell'anima. Vogliamo iniziare questo appuntamento di oggi, lunedì 6, in questo modo, salutando un grande maestro che ha accompagnato con la sua musica intere generazioni. Le nostre vite, la nostra storia, la nostra arte, oltre 500 film, 60 dei quali premi Oscar. Lui stesso 2 volte premio Oscar, grande compositore, grande musicista, grande uomo di cultura. Sono tante le colonne sonore che rimarranno forti nella nostra vita. C'era una volta in America per un pugno di dollari, The Mission, Malena, Nuovo Cinema Paradiso, solo per citarne qualcuno. E poi ancora il grande maestro Ennio Morricone continuerà a brillare nel nostro cielo perché c'è un asteroide che porta il suo nome, che è proprio Ennio Morricone, ed è l'asteroide 152188. Ed ancora a lui vogliamo dedicare questa giornata, che è la giornata internazionale del bacio. A lui vogliamo dedicare un bacio che è il bacio dell'amore, dell'amicizia, della sincerità, della lealtà ed ancora forse oggi un po' del dolore di una perdita così importante che è legata veramente ad un grande maestro. Ciao maestro, grazie. E siamo pronti carissimi amici di Io Compro Siciliano per iniziare questo lunedì e vogliamo farlo con grande gioia dicendo come sempre grazie 246.166 volte grazie. Grazie come sempre, grazie ogni giorno. Continuiamo a camminare velocemente per portare avanti grandi e bei risultati che ogni giorno condividiamo con voi. Come sempre vi diciamo scriveteci proponendoci le vostre idee alla nostra mail che è info@iocomprosiciliano.com. Ancora scrivete, compilate il vostro form, la scheda che riguarda la vostra azienda che troverete proprio nella nostra pagina ufficiale. Ancora grandi e bei risultati in queste giornate che ogni giorno viviamo insieme a voi. Ancora sapete in questi giorni la presentazione finalmente ufficiale del nostro marketplace a marchio Io Compro Siciliano, che sarà il più grande marketplace delle eccellenze siciliane che mette in contatto quelle che sono i produttori e i consumatori, le grandi eccellenze che contraddistinguono la nostra terra, i nostri prodotti, la nostra arte, la nostra cultura. Ancora il portale del turismo, siost.it, sempre a marchio Io Compro Siciliano, ed ancora la Sicily City Pass, la nostra card sotto forma di app che vi permetterà di viaggiare in Sicilia agevolati da tanti percorsi importanti, da quelli museali a quelli legati alle attività. Oggi viaggeremo nella Sicilia come sempre alla scoperta di nuovi territori, alla scoperta di nuovi prodotti. Noi diamo il volto ai nostri prodotti e soprattutto diamo ai nostri uomini di cultura la parola per poter meglio ancora spiegarci quelle che sono le loro attività. Ed è l'esempio proprio di oggi. Oggi abbiamo il dottor Ferrarello, con il quale parleremo di un bellissimo progetto che è Oasi Città Aperta Troina Produzioni Bio, fra poco in diretta con noi, ed ancora viaggeremo poi nel territorio perché arriveremo a Castellana Sicula per conoscere un maestro, un'eccellenza dei dolci tipici siciliani. Quindi rimanete con noi in questa giornata. Io dico sempre Io Compro Siciliano porta avanti 3 principi fondamentali che ci contraddistinguono: identità, qualità e provenienza. E proprio qualche giorno fa mi è piaciuto aggiungere a questi 3 principi che muovono il pensiero e l'orgoglio proprio di Io Compro Siciliano, che è anche originalità, perché Io Compro Siciliano è l'originale.
È quello che dico sempre e ho anche citato qualche giorno fa, Oscar Wilde diceva: noi nasciamo unici ed originali e manteniamo questo fino alla fine dei nostri giorni. Io compro siciliano, è l'originale. Signori, noi siamo pronti con i saluti. Amalia Lopinto, buongiorno a tutti, felice lunedì. Rosario Fiume, buongiorno a tutti. Monica Cello, ciao Monica, lei è una delle nostre moderatrici, saluto anzi tutte le nostre moderatrici, la segreteria, Paolo Gatto che è a capo dei nostri moderatori, saluto tutta la squadra, la parte commerciale, Alberto Labua, saluto tutto il mondo di Io Compro Siciliano e naturalmente sempre un ringraziamento ai 3 fondatori di Io Compro Siciliano, Giuseppe Giorgianni, Davide Morici e Francesco Caravello. Ancora Giuseppe Campo, buongiorno, proprio Ciccio è in contatto con noi, Francesco Caravello, buongiorno, ciao Ciccio, meraviglioso con sempre le sue grandi novità all'interno di Aperitivo Social, che è il nostro programma di punta delle 18, ed ancora poi il Tour delle Meraviglie. Tra l'altro stiamo montando delle belle novità per voi proprio in questi giorni, quindi avanti tutta, siamo pronti, signori e signori. Noi abbiamo ospite in questo lunedì da Troina, siamo nel territorio di Enna, il dottor Giuseppe Ferrarello. Buongiorno dottor Ferrarello, Buongiorno, grazie di essere buongiorno. con noi, siamo molto felici. Grazie, per me è un piacere. Dottor Ferrarello, lei è un uomo che da sempre dedica la sua attività professionale, ma anche personale, alla Sicilia. Lo ha fatto sempre e continua a farlo perché lei è amministratore unico di Agrima, Oasi, città aperta, produzioni bio. Raccontiamo la storia. Sì, è una bella storia. Io ho avuto questo onore da parte del gruppo Oasi un annetto fa di essere nominato amministratore unico di Agrima. Agrima, come hai detto bene tu, è l'azienda agricola, la società che gestisce l'azienda agricola del gruppo Oasi Città Aperte. L'Oasi a Troina, penso, si occupa di disabilità, lo conoscete tutta, fondata da padre Luigi Ferlauto, un grandissimo uomo che nella sua visione, nel suo progetto, nella sua visione di città, vedeva anche, a parte il fatto ospedaliero, che tutto quello che si consumasse all'interno, diciamo, delle strutture Oasi, quindi ospedali, alberghi, ristoranti, provenisse, diciamo, dai terreni, dal gruppo stesso Oasi. Naturalmente un po' nel tempo questo si era perso e da un annetto abbiamo ripreso questo ragionamento. Oggi l'azienda conta su circa più di 1000 ettari di terreno che sono quasi tutti sul territorio di Troina, sulla statale che scende verso Catania. E l'azienda è una delle più grosse di Sicilia, è tutto biologico, abbiamo più di 12.000 piante di olivo, quindi produciamo olio bio e IGP. Abbiamo i Dottor grani. Ferrarello, la fermo un Sì, attimino perché mi piacerebbe adesso appunto nel poter piano piano parlare proprio dei prodotti, certo, a partire, lei adesso ce lo stava dicendo, proprio dall'olio sì. extravergine di oliva, ne parliamo fra un attimino, però ci sono dei saluti che vorrei porgere. Abbiamo un caro saluto dall'ente Parco delle Madonie, dal dottor Angelo Merlino, presidente, quindi un saluto al presidente Merlino, grazie per essere in contatto con noi. Ancora abbiamo Salvatore Armanno che ci saluta da Sciacca. Poi abbiamo da Palermo invece il faraone Palermo, buongiorno carissima amica Katiuska e buongiorno agli ospiti, quindi grazie sempre al nostro amico, al faraone Palermo. Bene, allora stavamo dicendo, dottor Ferrarello, ci sono dei prodotti, e adesso appunto sono tanti, mi piacerebbe parlarne con grande, come dire, con grande entusiasmo con lei. Sì. Stavamo parlando dell'olio.
Partiamo dall'olio e poi ci sono tanti altri prodotti bio, come i cereali, i legumi, gli agrumi, ma parliamone meglio. E allora la nostra produzione, quest'anno abbiamo avuto una grandissima produzione di olio, siamo arrivati a circa 25.000 litri di olio che stiamo cercando di commercializzare sia in bottiglie sia all'ingrosso, soprattutto per la vendita all'estero. È un prodotto di altissima qualità, non lo dico io, ma lo dicono diciamo, le ricerche, e al di là dell'olio che è diciamo, il core business dell'azienda, per la quantità di olive secolari che abbiamo all'interno dell'azienda, abbiamo anche prodotti come le farine, perché produciamo il perciasacchi e facciamo sia grano che farine antiche di perciasacchi che abbiamo cominciato a commercializzare. E poi abbiamo pure ceci biologici, lenticchie biologiche, abbiamo pure un piccolo allevamento di maiali allo stato semibrado, tutto esclusivamente biologico, e stiamo puntando, da qualche giorno siamo partiti, sulla produzione di miele biologico e un allevamento di galline ovaiole. E tra le altre... Prego. Sì, sì, no, tra Posso? l'altro, sì, a proposito poi dei maiali, insomma, anche di questa nuova parte dedicata all'allevamento, mi piacerebbe dopo, perché dottor Ferrarello, lei è un uomo che ha sempre creduto, e poi è quello che noi diciamo sempre, è importante la rete, è Sì, importante non solo quello che è la presentazione del territorio, appunto dei suoi prodotti, delle sue eccellenze, ma sì. sono importanti anche collaborazioni che avvalorano ancora di più questo grande entusiasmo che si vive verso la proposizione della nostra terra, della nostra attività, che poi produce economie, dà economia al territorio stesso, e lei è uno di questi. Infatti c'è una collaborazione che Certo. nasce con Silvio Pastorale, mi piacerebbe che lei la condividesse al popolo di Io Compro Siciliano. Certo, sì, io sono fermamente convinto, l'ho fatto da amministratore pubblico, lo sto facendo da amministratore di un'azienda privata, e la rete è fondamentale, le collaborazioni sono fondamentali. Noi abbiamo cominciato, diciamo, questa collaborazione con l'azienda silvopastorale del comune di Troina, eh, penso conosciuta ai media per l'attività, diciamo, che ha fatto all'interno dei boschi di proprietà del comune tolti alla mafia e quindi allevamento di asine. Abbiamo un allevamento, collaboriamo assieme all'azienda, noi abbiamo messo a disposizione le nostre strutture e quindi diciamo, nella parte invernale dell'anno diciamo, le asine della legalità sono nelle strutture Agrima e poi naturalmente vanno nei boschi diciamo, di proprietà del comune di Troina. Assieme all'azienda silvopastorale abbiamo un progetto, naturalmente diciamo, con la collaborazione, con l'intervento dell'IRCS, che è l'Istituto di Ricerca Scientifico, quindi l'ospedale Oasi, dove abbiamo avuto noi finanziato una fattoria sociale come diciamo Agrima, dove il cantiere proprio è partito in questi giorni, dove verrà fatta questa fattoria sociale. L'idea è farla gestire a ragazzi diciamo, che vengono dalle nostre comunità, quindi ragazzi che hanno una certa disabilità. Questa è una cosa diciamo, molto, molto bella che comunque a Troina non è la prima volta, si ripete grazie alla presenza dell'Oasi, e la collaborazione con l'azienda silvopastorale che mette a disposizione diciamo, le asine della legalità per fare la terapia assistita con gli animali. Questo è uno dei tanti progetti che stiamo portando avanti. Poi abbiamo tantissime altre collaborazioni che già in un anno hanno portato risultati eccellenti, perché abbiamo avuto finanziato diversi progetti europei grazie proprio a queste collaborazioni che abbiamo, all'azienda silvopastorale, altre aziende private del territorio, dove faremo praticamente ricerca, perché ne abbiamo alcune con il GAI, il Gruppo Alimentare Italiano,
ne abbiamo altre con altre aziende, dove naturalmente una specifica è proprio sui grani antichi, su semente selezionate di grani antichi, e un'altra è sulla canapa. Come stiamo sentendo dalla dottora Ferrarello, è importante anche quello che è l'aspetto sociale nei progetti che portano avanti il territorio, il sociale, la legalità. Dottor Ferrarello, c'è un saluto che arriva per lei personale da Davide Morici, uno dei 3 fondatori di Io Compro Siciliano. Dice: buongiorno dottor Ferrarello, ottimo amministratore ed eccellente imprenditore. Ancora John Blandi, abbiamo un carissimo amico che è John Blandi, lui ci segue da New York, è un siciliano e segue sempre con grande attenzione le nostre attività. Buon principio di settimana, Katiuska, e al tuo ospite. Un saluto veloce prima appunto che inizio la mia attività lì a New York, quindi ciao John. E volevo anche approfittarne per salutare tutti gli amici siciliani che sono nel mondo e che ci seguono sempre con tanto amore. C'è un messaggio di Pietro Amato. Grande Ferrarello, ottimo amministratore, una risorsa inestimabile per il nostro territorio. Questo appunto dal Pietro Amato. Volevo fare anche dei saluti a tutti gli amici che scrivono sui nostri video party, ricordandovi di collegarvi direttamente alla nostra diretta, perché in questo modo avremo la possibilità di poter leggere anche i vostri messaggi. Bene, c'è Chiara Seidita, dice: complimenti al dottor Ferrarello per la forte identità. La sinergia con Io Compro Siciliano sicuramente è implicita. Complimenti. Beh, la nostra amica Chiara Seidita, e arriviamo ad una domanda che sicuramente avrei posto anch'io. La rete è fondamentale, la sinergia è fondamentale, gli scambi sempre con quella che è il comune intendimento di creare economia, perché noi diciamo sempre Io Compro Siciliano, incubatore di impresa. Dottor Ferrarello, immagina la possibilità, come sempre, di poter far rete con Io Compro Siciliano? Ma è scontato. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci dobbiamo aiutare a vicenda. La Sicilia può uscire dalla crisi proprio ripartendo dall'agricoltura e ripartendo dall'identità proprio siciliana. Posso raccontare una cosa, da amministratore Certo. sulle Madonie. Abbiamo fatto tantissima rete, tra le altre cose abbiamo fatto rete, io la racconto sempre in giro, noi nelle Madonie spendavamo circa, non prendete la lettera, circa 7 milioni di euro di mensa scolastica, no? E quasi tutto quello che si comprava nella mensa scolastica proveniva, facevamo le gare naturalmente, e quindi le ditte poi compravano quello che volevano comprare, naturalmente da capitolato, però tutti prodotti che non erano assolutamente locali, tutti prodotti che provenivano da fuori. Noi siciliani amiamo piangerci addosso che non c'è lavoro, però poi compriamo le cose fuori. Poi immaginate se su 7 milioni si poteva, di mense scolastiche, quindi soldi pubblici del territorio, si poteva comprare almeno 3-4 milioni di prodotti che erano nel territorio. Noi l'abbiamo fatto facendo un albo dei produttori locali e facendo la gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e non al maggiore ribasso. Quindi abbiamo ottenuto sicuramente un risultato, perché con la salute dei nostri figli non ci scherza, no? E in ogni caso abbiamo ottenuto un risultato anche economico, perché le aziende erano, tra virgolette, obbligate a comprare nel nostro prodotti locali, nel nostro territorio, e quindi di alta qualità. E noi economia. Esatto, e quindi si crea economia, ed è quello che diciamo noi: attenzioniamo prevalentemente la nostra economia, i nostri produttori, partiamo da noi, anche se poi, dottor Ferrarello, diciamo sempre che
il nostro non è assolutamente un progetto di chiusura, ma è l'idea proprio di, anzi è l'invito a tutte le regioni d'Italia di dare particolare attenzione ai propri prodotti, e devo dire che un po' proprio sulla nostra scia si è creato Io compro calabrese, Io compro veneto, e ci hanno tra l'altro proprio comunicato che hanno seguito il nostro esempio, quindi ben venga quando si dà spazio ai prodotti locali, perché questo significa coinvolgere le aziende dai piccoli ai grandi. Bene, dottor Ferrarello, noi continuiamo il nostro viaggio per questo lunedì, lasciamo Troina ed Enna con il dottor Ferrarello, e fra poco ci attende, adesso leggo questo messaggio, ci attende un altro ospite, perché sono le dolcezze delle Madonie, perché sì, vogliamo parlare di dolcezza del palato, di eccellenza, e quindi salutiamo il dottor Ferrarello, leggiamo questo messaggio del Faraone Palermo. Buongiorno dottor Ferrarello, altrettanto, Agrima è un'altra eccellenza sicula, complimenti. Grazie al Faraone Palermo. Bene, dottor Ferrarello, noi terminiamo con i nostri ospiti in questo modo. Potrebbe gentilmente avvicinarsi alla camera ancora di più? Sì, adesso dovrebbe ripetere con me. Io compro compro siciliano. siciliano. Ci piace, grazie dottor Ferrarello, in bocca al lupo ad Maiora, grazie per essere stati con Allora, noi. grazie a voi, grazie a voi. Grazie al dottor Ferrarello, noi continuiamo a viaggiare in questo lunedì. Signori, non potete avere un'immagine completa delle Madonie se non entrate nella pasticceria del maestro Maurizio Paolo Di Gangi. Siamo Maurizio Paolo Di Gangi, eccolo qui, ci siamo pronti per il nostro collegamento. Siamo a Castellana Sicula e ad attenderci c'è un'eccellenza. Buongiorno, buongiorno maestro Di Gangi. Ma ci attende proprio già, come dire, con delizia del palato, delizia degli occhi, perché stiamo parlando con un personaggio assolutamente piacevolissimo, perché lui racconta con le sue opere di pasticceria anche lui il territorio. Ma Maurizio Paolo, da che cosa stiamo iniziando questa mattina? Vedo dei cannoli meravigliosi. No, con ricotta locale, ricotta spessa barretta, cangi. Allora, partiamo proprio dal territorio. Guardate che meraviglia il maestro Maurizio Paolo Di Gangi. Lui vive a Calcarelli, siamo appunto a Castellana Sicula, siamo nel territorio di Palermo. Ho detto ho iniziato questa sua introduzione che non potete avere un'immagine completa delle Madonie se non entrate nella pasticceria di Gangi. Lei porta avanti la tradizione e la porta tra l'altro da tante generazioni, giusto Maurizio Paolo? Generazioni. La prima è stata mia nonna a fare dei dolci, a Concettina la chiamavano così, ha fatto gli amaretti, un dolce fatto di mantola tutta locale, prima sbollentava tutte le mantole e poi le pelava uno a uno. Noi stiamo usando la stessa tradizione di mia nonna. Questo è l'amaretto, fatto con mantole italiane, tutte mantole dell'azienda Costanzo di Marianopoli. Guardate, il maestro Maurizio Paolo ci sta facendo vedere proprio le mandorle, che sono prodotti locali, e poi i famosi amaretti della nonna. Ci sono un sacco di recensioni, Maurizio Paolo, che parlano dei suoi amaretti, sono famosi in tutta la Sicilia. Io però aspetto poi in pasticceria tutti voi. Per farvi assolutamente sì, assolutamente sì.
Sì. Allora, maestro, noi stavamo parlando dei prodotti perché all'interno del suo laboratorio troviamo solo prodotti del territorio. Ci vuole fare qualche esempio? Dipende dallo sfoglio. È un dolce tipico polizzano, è fatto con tuma, sempre tuma locale dell'azienda Mantegna di Ganci. Lo sfoglio è un dolce tipico polizzano, è nato a Polizzi. Ora nelle Marelle lo Meraviglia. facciamo quasi tutti, però è un dolce tipico polizzano. È fatto a base di tuma, cioccolato, zuccata, cannella, albume e una pasta frolla. Niente, non si può capire l'importanza di quello che sta dicendo, forse abbiamo qualche ritardo Questo è un dolce solamente nell'audio. spettacolare. Per me è il re della pasticceria, lo sfoglio. Meraviglia, meraviglia. Ma Maurizio Paolo adesso ci sta facendo vedere, c'è qualche problema con la connessione perché c'è la figliuola di Maurizio Paolo che ci sta facendo poi da regia, giusto? C'è la figliuola. Ma anche la figliuola lavora con lei in pasticceria? Sì, lavora con noi, siamo in famiglia. Mia figlia, Ecco. mia moglie e mio figlio. Allora, quindi abbiamo detto, Maurizio Paolo, abbiamo ricotta che è del luogo, la tuma, le uova, giusto? Dell'uovo pure. Sono dei uova della gallina allevata a terra, di un'azienda di petralia, di un ragazzo che è iniziato ora, e sono solamente meravigliose. Poi stiamo usando pure la farina di Filippo Drago, stiamo usando la Maiorca e la Mediterranea. L'abbiamo iniziata con i biscotti integrali di Tumenia pure, sempre di Filippo. Ora stiamo inserendo piano piano per lo sfoglio e per i biscotti, che è una farina spettacolare, tutta siciliana. Meraviglia, noi siamo felici quando utilizziamo i prodotti siciliani. Maurizio Paolo, ma lei che è lì, che tutti i giorni insomma è in mezzo a questo trionfo del gusto e del palato, ma quale dolce preferisce lei? Ha una predilizione verso un dolce specifico? Mi piacciono Quale? tutti, no? Mi piacciono tutti. Le piacciono tutti? Li mangio tutti. Anche a me, devo dire anche a me, e infatti, vabbè, pazienza, dico se abbiamo anche qualche grammo in più va bene lo stesso, ci piace lo stesso. Ogni cosa che faccio lo devo assaggiare, altrimenti non lo posso mettere in produzione. Esatto, dobbiamo allora se vuole io sono a disposizione, adesso leggiamo questo messaggio del nostro chef Mariano Carbonetti, io sono a disposizione per la degustazione, quindi quando ci sono dolci nuovi da mettere sul mercato chiamatemi perché io sono disponibile. È il nostro piacere, l'aspettiamo con tanta felicità. Esatto, allora leggiamo il messaggio del nostro chef Mariano Carbonetti. Mariano Carbonetti è un nostro carissimo amico, collabora spesso nei nostri live e tra l'altro lui è un insegnante antropologo proprio dei piatti siciliani, quindi vediamo un attimino. Allora, grandissima pasticceria, dice lo chef Mariano Carbonetti, fedele alla tradizione e agli usi e ai costumi della nostra terra. Quindi lo chef Carbonetti le fa tanti complimenti. Ancora abbiamo saluti da Franco Safina. Franco Safina è un eccellente, lui è un ceramista molto bravo. Buongiorno, io compro siciliano. Mi chiedono, Giuseppe Campo, mi chiedono informazioni, abbiamo il link sulla pasticceria, abbiamo una pagina sulla pasticceria. Maurizio Paolo, abbiamo riferimenti da dare agli amici che ci seguono? Pasticceria di Ganci, su pasticceria Maurizio Paolo di Ganci a Castellana Sicula, lui l'originale, l'unico. Ancora Mariano Carbonetti ci scrive: restare legati alla nostra terra attraverso gli insegnamenti delle maestranze locali rappresentano un importante fondamento per le giovani generazioni che dobbiamo accompagnare per mano a creare i pilastri della loro vita da adulti. Viva la Sicilia! Ed è vero, Mariano, ed è vero, perché attraverso la tradizione, che poi attraverso i giovani diventa il passaggio di testimone tra la tradizione e l'innovazione,
arriviamo poi ai grandi successi di oggi e soprattutto ai nostri giovani che portano avanti la storia legata anche ai prodotti della nostra terra. Ancora Mariano Carbonetti fa tanti complimenti alla pasticceria e appunto agli usi e ai costumi che vengono portati avanti dalla sua tradizione. Bene Maurizio Paolo, io devo dire adesso cosa ci sta mostrando in questo momento? È stata al forno sempre con ricotta al pistacchio, un pistacchio pure siciliano, e sempre ricotta dell'azienda Barreca delle Madonie. Questa o la venite a assaggiare voi o ve la mando in redazione. No, noi veniamo lì perché io devo fare devo degustare, mica mi accontento della cassata con pistacchio di Bronte, io poi devo assaggiare lo sfoglio delle Madonie, gli amaretti della nonna, insomma, devo fare tante degustazioni. Questo per dire, continuiamo a viaggiare in Sicilia, carissimi amici. Viaggiamo in Sicilia, conosciamo i nostri luoghi, le nostre eccellenze e come vedete continuiamo a dare un volto, così come dice Francesco Caravello, diamo un volto alle nostre aziende, un volto ai nostri prodotti e siamo felici quando troviamo uomini così belli che portano avanti la cultura, gli usi e i costumi siciliani. Bene, maestro Maurizio Paolo Di Gangi, noi verremo a Castellana Sicula perché non si può immaginare di completare una visita nelle Madonie se non si va alla pasticceria di Maurizio Paolo Di Gangi. Grazie per essere stato con noi, Maurizio, ma adesso le diciamo che non possiamo chiudere questa puntata con il nostro saluto, salutando il dottor Ferrarello che oggi è stato con noi per questo lunedì, ringraziando lei per aver portato a conoscenza, eccoli qua, gli amaretti della nonna, dei nostri prodotti tipici ai nostri amici di Io Compro Siciliano. Ancora un dolce saluto e con un bacio in questa giornata internazionale del bacio. Un bacio al grande maestro Ennio Morricone, la musica è la migliore medicina dell'anima. Vediamo qui cosa sta preparando. Eccolo. Un carretto siciliano. E vogliamo chiudere proprio con questo segno di grande sicilianità. Ma adesso Maurizio Paolo deve ripetere con me una frase importante, venga avanti, venga avanti, venga avanti, ancora di più, si avvicini, deve ripetere con me, io compro siciliano. Io compro siciliano, ci piace, questa è la Sicilia che ci piace. Grazie, grazie maestro per essere stati con noi. Continuiamo a viaggiare in Sicilia, a conoscere le nostre eccellenze. Io compro siciliano. Ciao, ci vediamo domani, questo pomeriggio alle 18 Aperitivo Social. Ciao! Grazie.